numeri spaventano, 34esima Coppa Tipografia La Nebbiolina e addirittura 57esima Coppa Dentoni. Sono le due classiche che oramai da decennale tradizione hanno il compito di aprire la stagione delle gare di strada giovanile in Sardegna. Le due kermesse sono andate in scena domenica a Olbia per mano della sempre attiva Società Ciclistica Terranova, che per l'occasione ha potuto inaugurare in maniera definitiva la nuova sede che va a suggellare i suoi 70 anni di storia. I numeri spaventano, 34esima e 57esima edizione, gare, due classiche che aprono di fatto la stagione dello strada giovanile, rigorosamente giovanile. Sì, siamo tanti anni, appunto, come ricordavi tu, che queste due manifestazioni aprono l'attività su strada del calendario regionale. 34esima Coppa La Nebbiolina, la 57esima Coppa Dentoni, quindi sono due classi che vanno ormai di pari passo da più di 30 anni e continuiamo a mantenere questa tradizione. Fiore all'occhiello, quest'anno l'inaugurazione della nuova sede, dopo 70 anni di storia, si parte proprio da qui, dalla nuova sede della Terranova. Sì, proprio fine di dicembre abbiamo inaugurato la nostra sede, che è andata proprio in concomitanza anche con i festeggiamenti per i nostri 70 anni di attività della Terranova, quindi una grande soddisfazione quando l'abbiamo inaugurata, grandissima soddisfazione anche oggi, perché proprio dalla nostra sede oggi parte l'inizio dell'attività su strada ed è un piacere anche per noi ospitare le squadre regionali che partono proprio dalla nostra sede. Essere un team, avere passione, cos'altro serve per reggere così a lungo? Guarda, il gruppo è molto importante, lo vediamo nelle difficoltà in cui si sta dibattendo il nostro movimento regionale. Stanno reggendo quelle 3-4 società che hanno un gruppo di persone che hanno un programma e assieme vanno avanti, altrimenti abbiamo delle difficoltà effettivamente. La 34esima Coppa Tipografia La Nebbiolina era riservata alla categoria esordienti di primo e secondo anno e ha visto al via una trentina di giovani promesse isolane. Si è corso lungo un tracciato di 28,6 km che dalla zona industriale di via Nepal, sede della partenza, ha portato i corridori verso il bivio di Golfo Aranci e Pitulongu, per poi rientrare nella zona industriale. Un tracciato ondulato piuttosto veloce, con salite non particolarmente impegnative, con lo splendido scenario costiero della Olbia Golfi Aranci, ma con l'incognita soprattutto del vento. Il successo è andato al solito Enrico Balliana. Il portacolori dell'Architano MTB ci ha messo 8 km prima di carburare. Lo stacco deciso alla comitiva si è fatto concreto a un terzo della gara, in coincidenza con la prima salita. Qui solo l'atleta di casa Giovanni Bertone ha provato a stare in scia, senza però riuscire a impensierire il vincitore, che è arrivato in solitaria a braccia alzate in 49 minuti e 42 secondi, con un vantaggio dal primo inseguitore di ben 1 minuto e 26 secondi. Avvincente invece la corsa per il terzo gradino del podio, deciso soltanto in volata a favore di Manuel Brianda della Società Ciclistica Ozierese. Edoardo Mocci, MTB Piscina Irgas di Villacidro, è invece il vincitore della categoria esordienti di primo anno. Ho subito provato ad attaccare dopo 200-300 metri, ho visto che gli altri c'erano in forma, ho riattaccato subito in una piccola discesa, in un piccolo strappo in salita e poi alla salita, prima di entrare a Golfo Aranci, ho provato a fare una selezione, siamo andati via in 3. Dopodiché abbiamo finito metà giro e ho fatto un forcing in salita, sono riuscito a staccarli e in discesa sono riuscito a tenere il mio vantaggio ed aumentarlo, e poi è stata una fatica arrivare fino al traguardo. È una competizione comunque che ti ha portato soddisfazione, sta andando bene una tua stagione finora con grandi successi? Sì, è stata subito bene la stagione con le gare di mountain bike e quest'anno speriamo di fare bene soprattutto agli italiani di strada di mountain bike. Allora, è stata una gara molto bella, avevamo già provato il percorso. Diciamo che abbiamo provato una fuga alla prima salita, la salita dell'asino che ride, ed è infatti è riuscita, vabbè. E alla fine a Golfo Aranci appunto mi ha staccato di 20 metri e da lì non sono più riuscito a prenderlo in discesa e alla fine è andata così. E adesso che cosa hai in mente per le prossime gare? Allora, andremo praticamente a tutte le corse di strada, infatti la prossima domenica ci sarà San Roque e ci sarò. Molto dura, però è bella, molti saliscendi, molti attacchi, però è andata bene. Che sensazioni hai avuto?
Molto positive, non pensavo di arrivare nelle prime posizioni. Allora, è stata un po' dura già dall'inizio perché siamo partiti con un buon ritmo. Ci sono stati verso il decimo chilometro così vari tappi. La prima fuga c'è stata, lì ho cercato di andare dietro ma non ci sono riuscita, allora sono stata con subito il gruppetto dopo. Là siamo stati assieme per un bel po', poi ci sono stati vari scatti in salita, tra cui ero io presente nello scatto, lì ce ne siamo andati via con un gruppetto di 5, da lì abbiamo continuato sino alla fine, siccome sapevo che qua c'era la rotonda e se non arrivavo, cioè se non restavo nelle prime posizioni non sarei riuscita a fare una buona posizione nella volata, quindi sono arrivata alla rotonda in prima posizione e lì ho fatto la volata. Sei portacolori di una società che sta crescendo con un progetto ambizioso, quello dell'UC Trevigiani, ma soprattutto il tuo nome sta iniziando a fare un po' di rumore nell'ambiente isolano. Come la stai vivendo? Bene, ho fatto un'esperienza anche fuori, è totalmente diversa l'ambito fuori perché è un ritmo totalmente diverso, è tanto dura, però sicuramente se continuo questa passione a coglierla e a coltivarla con il mio allenatore e con la mia squadra, speriamo di riuscire a ottenere dei buoni risultati. Siamo a ridosso della gara juniores, in precedenza abbiamo raccontato quella esordienti, come la vede? Sicuramente una gara combattuta, ci sono 3 squadre, penso anche la nostra, la Crazy Wheels di Santa Giusta e l'Ostierese hanno sicuramente gli elementi migliori in gara, vedremo sicuramente una bella gara. Decisamente a sorpresa è stato invece il finale della 57esima Coppa Dentoni per allievi e juniores. Qui il tracciato, identico, era da ripetere 2 volte per complessivi 57,2 km. Si sono presentati in 35. Al termine di una gara condotta con grande personalità, il successo è andato all'atleta di casa Davide Casu. Il corridore della società ciclistica Terranova ha sbaragliato la concorrenza dei più accreditati avversari della vigilia, Gabriele Pili della Crazy Wheels e il forte atleta della ciclistica ozzerese Alessandro Prato. A nulla è valso il tentativo di recupero negli ultimi 2 chilometri. La fuga, iniziata già nella prima salita del primo dei 2 giri di 28 km ciascuno, ha permesso a Casu di mettere in bacheca una tanto meritata quanto inattesa vittoria, con 14 secondi di vantaggio dagli inseguitori. Nella categoria allievi primo anno, successo di Pierandrea Carta dell'Unione Ciclistica Guspini. A Davide, descrivici subito questa emozione, è stata una fatica però gran primo posto. Sì, siamo partiti dall'inizio nel chilometro 0, non era tanto d'accordo, eravamo in 4, però poi alla fine all'ultimo giro a Golf Aranci sono riuscito ad andarmene da solo e ho proseguito fino alla fine qua dal traguardo. Quando hai capito che era il momento giusto per attaccare? Ma fin dall'inizio mi sentivo molto bene e poi nell'ultimo strappo, visto che l'altro mio compagno di fuga stava faticando molto e quindi ho detto che ci provo. Forse all'inizio si aspettavano altri nomi, sei venuto fuori tu perché insomma c'è la preparazione, ci hai creduto, che cosa c'è dietro il tuo lavoro? Ma sono mesi di sacrifici, un'emozione unica
Poi certo si aspettavano degli altri nomi, però io ero tutte queste volte che abbiamo provato il percorso mi sentivo molto bene e volevo far bene. Mancava poco, per poco non riuscivate a ricucire la fuga, che gara è stata? Allora, da parte della mia squadra c'è stata una grossa collaborazione, abbiamo fatto il possibile per chiudere appunto la fuga, ci sono stati diversi scatti ma non abbiamo fatto in tempo appunto a chiudere l'uomo in fuga. Da parte invece di tutto il resto del gruppo non c'è stata molta collaborazione, infatti non siamo riusciti a chiuderla. Però c'è stata poi la tua zampata proprio nel finale, sintomo che la gamba c'era. Allora, è scattato gli ultimi 500 metri uno dei favoriti, che è anche forte in volata, ha preso un grosso vantaggio, infatti non pensavo di riuscire a recuperarlo, però sì, ho a gamba, sono riuscito a chiuderlo bene e dargli anche qualche metro. Questo è il tuo ultimo anno e poi? Poi passerò nella Trevigiani appunto ora, perché ora siamo Crazy Wheels Trevigiani, un gemellaggio. Tra un anno salirò su appena finirò la scuola con la Trevigiani. I tuoi obiettivi quali saranno? I miei obiettivi è essere uno dei gregari più forti di quella squadra. Sì, mancava pochissimo, all'ultimo rettilineo il più lungo vedevamo le macchine che precedevano Davide e Casu, solo che il vento in faccia era tantissimo, abbiamo provato a organizzarci ma non c'era accordo e quindi è arrivata la fuga oggi. La fuga è arrivata quando non ve l'aspettavate o come mai è partito, aveva più di voi? Beh, la fuga è partita già all'inizio della corsa, appena partiti, subito al primo chilometro e da lì ha preso sempre più vantaggio, anche perché dietro stavamo chiudendo perché avevamo tutti un compagno di squadra alla fine. Erano poche le squadre senza un compagno di squadra in fuga e quindi alla fine è tutto perché non c'è stato accordo. Abbiamo provato gli ultimi chilometri, l'ultimo giro in particolare, nel tratto in collina a metà gara dove il vento era favorevole, però lo stesso non c'è stato quell'accordo che ha fatto riprendere la fuga e quindi niente. Al di là di non essere riusciti ad arrivare primo, comunque come giudichi la tua corsa? Un terzo posto importante comunque. Beh, è una corsa insolita che speriamo non si ripeterà, spero di riconfermarmi come l'anno scorso e con tante vittorie, però non si sa mai, non anticipiamo niente. Quindi non ci puoi dire che cosa stai puntando, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Beh, sicuramente gli obiettivi saranno fare bene anche nelle gare in Toscana con la nuova affiliazione Ozzirese Foscobessi. Già dalla prossima settimana sarò comunque in una gara in Toscana, quest'anno la seconda che farò e speriamo di farne tante altre.